Coronavirus, focolaio in casa di riposo, 9 contagiati alla Mon, subito sospese le visite dall'esterno, scattano le bolle per gli ospiti, siamo in piena emergenza, picco di casi a San Pietro di Cadore, scuole chiuse, Luxottica, tamponi per il Green Pass a 6 euro in azienda. Questo sul Corriere, sul Gazzettino i titoli suonano così, il titolone di pagina 2, 9 vaccinati con 3 dosi contagiati in casa di riposo. Lamon, positivi asintomatici, 5 ospiti e 4 operatori. Siamo in apprensione, ma stiamo combattendo, è il virgolettato. L'ULS, forte incremento rispetto ai giorni scorsi. In questa fase è necessario tenere alta l'attenzione. Allora, buongiorno, buon venerdì 5 novembre. Abbiamo cominciato con queste notizie non proprio incoraggianti. La rassegna stampa di oggi di Radio Piave in Blu, condotta come sempre da noi giornalisti dell'Amico del Popolo. Oggi tocca a me, Luigi Guglielmi, farvi vedere quali sono i principali temi e avete visto il titolo del Corriere delle Alpi, lo state vedendo per chi ci segue sui social, vi ho letto l'articolo, il titolo interno del Gazzettino, in prima pagina suona così: 9 contagiati in casa di riposo, tutti con 3 dosi, a San Pietro di Cadore scuole chiuse per ordine del sindaco, ci sono 25 positivi. Purtroppo le notizie sulla pandemia in questo momento fanno capire che la guardia deve restare alta, perché ci sono segnali non proprio buoni. L'avevamo già evidenziato anche l'altro giorno con un grafico nostro dell'Amico del Popolo, su cui ovviamente abbiamo ricevuto una valanga di parolacce e di insulti da parte dei vari Novax. Però le cose stanno così, le cose stanno che in questo momento ci sono delle regioni che hanno dei numeri preoccupanti, e in tutte le province venete, compresa Belluno, anzi Belluno peggio delle altre, è stata superata la soglia 50. Zaia è preoccupato perché sa che se continuiamo così potremmo anche finire in zona gialla o zona rossa addirittura. Picco di contagi in Veneto, è la seconda regione per numero di casi. Zaia, usate la mascherina. Da Padova a Treviso, stretta sui cortei Novax. Allora, bisogna anche dire che i numeri, ve lo dico subito, ci mostrano che ci sono delle province dove la crescita sta rallentando, la crescita dei contagi, pur essendo altina, e Belluno invece è tra quelle che crescono di più. Ma penso personalmente, per quello che possiamo vedere noi, i numeri all'Amico del Popolo, è un momento un po' critico, ma non è critico in maniera generalizzata, quindi possiamo ancora sperare che si tratti di qualcosa di riportabile in tempi decenti a una normalità, ma non è detto, perché la curva purtroppo indica una crescita. Vi leggo poi anche un qualcosa dal Corriere delle Alpi su questo, ma vi leggo il lancio in prima sul Gazzettino nazionale in relazione a questa notizia. Prima la Lombardia con 745 nuovi casi, secondo però il Veneto con 734. Tenete presente sempre che la Lombardia ha molti più, al doppio di abitanti del Veneto, quindi 745 in Lombardia, 734 in Veneto. Capite che se consideriamo gli abitanti sono due cose ben diverse. Al terzo posto il Lazio con 664, è l'aumento dei contagi, viene confermato anche dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe. 43 le province in tutta Italia che hanno un'incidenza pari o superiore a 50 casi per 100.000 abitanti, e in Veneto tutte le 7 province superano tale soglia. Infatti Belluno, l'avevamo visto l'altro giorno, viaggia attorno ai 70, all'indice 70, quindi sopra 50. Però, dice il Gazzettino, peggio di tutti è solo Trieste con 376, cioè l'indice di Trieste è 376, assolutamente da zona rossa se usassimo i criteri vecchi, insomma di prima dei vaccini. Tant'è che anche in Veneto, come nel capoluogo giuliano, spunta l'idea di obbligare all'uso della mascherina anche all'aperto in caso di cortei o situazioni tali da favorire gli assembramenti, come ha detto il governatore Luca Zaia commentando la recrudescenza dell'epidemia. E dopo i focolai scoppiati a Trieste in seguito ai cortei no pass, anche i sindaci da Treviso a Padova studiano nuove misure contro le manifestazioni in centro.
Vi faccio vedere sul Corriere delle Alpi, appunto l'altro titolo che vuole un po' buttare un po' di acqua sul fuoco, ma è giusto: balzo dei positivi, targato Belluno. La nostra provincia, dice il lancio, è la provincia veneta che ha subito il maggior incremento del contagio da una settimana all'altra, l'abbiamo detto, e ieri l'ULSS ci ha anche informati ieri che il numero di tamponi positivi riscontrati ieri è stato particolarmente alto, con 48 positivi in un giorno, è tanto. Però, dice il titolo, gli ospedali reggono bene, e questo è il parametro importante, perché dobbiamo ricordarlo sempre: un conto sono i contagi, che dobbiamo per forza tenere bassi, e un conto sono le malattie, e grazie ai vaccini i contagi di solito in questa fase non si trasformano meno in malattia in ospedale, quindi l'ospedale non soffre più come una volta a fronte di questi casi, perché comunque le vaccinazioni molto diffuse fanno sì che i contagi spesso non diventino una cosa grave. Allora, su questo vi volevo far vedere pagina 3, attenzione, eccolo qua il titolone: il bellunese patisce la crescita più veloce, ma gli ospedali veneti reggono ancora bene. Dunque vi leggo le frasi di questa valutazione sulla situazione fatta dal matematico del CNR Giovanni Sebastiani, che dice così: negli ultimi 7 giorni l'incidenza delle infezioni in Veneto è passata dai 59 ai 70 casi ogni 100.000 abitanti, con situazioni diverse nelle varie province. E dice Sebastiani: la condizione più critica per tasso di crescita è nel Bellunese, l'unica provincia in cui il valore dell'incidenza nell'ultima settimana, 67, è salito di oltre il 40%, fa presente Sebastiani. Noi avevamo detto sull'Amico ancora l'altro giorno che c'è stata un'impennata cominciata 10 giorni fa. Ora, il matematico Sebastiani non fa che confermare l'esattezza dei nostri calcoli dell'Amico del Popolo. Nella provincia di Montagna, dice ancora Sebastiani, i contagi sono in salita da 4 settimane, ma appunto da 10 giorni in modo verticale. Dal lato opposto si colloca invece il Veronese, dove la crescita è debole da 2 settimane e dove si registra la più bassa incidenza in regione, 65 casi ogni 100.000 abitanti. Le altre province si collocano nel mezzo, e questo, vi dicevo, è un dato positivo, perché se non tutti saliamo con la stessa forza vuol dire che probabilmente può essere all'orizzonte anche una stabilizzazione di questo nuovo picco. Ormai dovremmo aver un po' capito come funziona, no? Però ci sono sempre le incognite dei comportamenti. L'altro giorno il nostro responsabile della prevenzione Cinquetti dell'ULSS numero 1 diceva che non sarebbe stato tanto il momento di far feste a Halloween, perché dopo 10 giorni, 15 giorni vediamo le conseguenze di solito, quindi speriamo bene. L'articolo sulla casa di riposo di Lamon, pagina 4, Corriere delle Alpi, qui il Covid rispunta in RSA focolaio Lamon, positivi 4 operatori e 5 anziani, subito sospese le visite dei parenti, scattano le bolle per gli ospiti. Il direttore sommariva: siamo in emergenza, come abbiamo detto prima. Purtroppo, appunto, sappiamo bene che il problema dei contagi in casa di riposo è molto grave, è stato sempre molto grave in tutta questa pandemia. Perché? Perché gli anziani sono i più vulnerabili, e anche se sono vaccinati sono comunque esposti a un certo livello di rischio, no? Volevo farvi vedere a pagina 2 del Gazzettino qualcosa di più su San Pietro. Ora, San Pietro di Cadore, 25 persone con il Covid, ordinanza del sindaco, scuole chiuse. Per contenere il Covid-19 l'intero plesso scolastico di San Pietro è chiuso da oggi fino a martedì compreso. L'estrema misura, scrive Yvonne Toscani, che è da lì, è stata assunta dal sindaco Manuel Casanova Consier, che ha firmato un'apposita e urgente ordinanza come rafforzamento delle misure di contenimento alla diffusione dell'epidemia. A casa restano tutti gli alunni dall'asilo alle medie, passando per le elementari. L'atto è stato siglato dopo l'arrivo a Villa Poli della comunicazione dell'ULSS Dolomiti con l'incremento dei casi positivi nel comune di San Pietro, con prevalente interessamento degli scolari. Perché? Perché non sono vaccinati, perché non si può, la fascia fino ai 12 anni ancora non ha accesso al vaccino.
Per questo, ha scritto l'azienda sociosanitaria, è stata concordata con il sindaco e le autorità scolastiche la sospensione dell'attività fino al 9 novembre. Il bollettino aggiornato a ieri parla complessivamente di 25 casi positivi tra Riorina e il Piave. Si presentano senza particolari problematiche, spiega Manuel Casanova Concierge, cioè il sindaco. Non intendiamo creare alcun allarmismo, ma al contempo la situazione va monitorata. Intanto in Comelico cresce l'attenzione per l'evoluzione della situazione derivante dalla presenza delle giostre nello scorso fine settimana a Santo Stefano, poiché annullata la secolare Fiera dei Santi è stato comunque consentito il piccolo e frequentatissimo Luna Park. Gli occhi quindi sono puntati sui canonici giorni di incubazione. Nel corso dei primi giorni della prossima settimana, inoltre, sarà rivalutata la situazione epidemiologica di San Pietro per eventuali ulteriori provvedimenti. La decisione di chiudere la scuola ha fatto immediatamente il giro dei gruppi di messaggistica delle famiglie e non mancano le prese di posizione. Come genitore sono molto deluso dalle decisioni prese riguardo i contagi nel plesso scolastico di San Pietro, afferma un genitore di cui non forniamo le generalità per tutelare la minore età del figlio. Chiudere tutto appare come la soluzione più facile quando ci dovrebbero essere atti di responsabilità da parte di tutti gli organi preposti. Ancora la voce di questo genitore: i ragazzi delle medie, dove si registra un paio di casi e dove genitori, docenti e discenti compresi in questi mesi hanno adottato tutte le disposizioni e il buon senso, saranno costretti alla didattica a distanza con tutto ciò che comporta in termini di impegno. Insomma, San Pietro ci è pienamente dentro, ricorda le vicende dell'inverno scorso, della primavera, quando la scuola era necessariamente in DAD. Purtroppo, insomma, se poi è stata anche una questione di irresponsabilità di una parte della popolazione, purtroppo questo, insomma, dovrebbe far riflettere. Qualcuno dice la libertà dei Novax finisce dove vanno a ledere la mia libertà di muovermi, di lavorare, di fare le mie attività, perché se un atteggiamento irresponsabile alla fine danneggia tutti, dovremmo sollevarci un po' qualche dubbio, no? Farci venire qualche dubbio. Neve sui passi, tir di traverso bloccano le strade, è polemica. Ok, peggior sconfitta in Alps League per il Cortina, che ha perso 10-3 a Salisburgo. Longarone Turismo si inizia a lavorare per le Olimpiadi del 2026. Titolone di apertura della pagina: Samantha deciderà la famiglia. Per il tribunale, se i medici daranno parere favorevole, il padre Giorgio potrà far staccare la spina e dargli questo staccare la spina alla figlia in coma. Il genitore, nominato ieri tutore della ragazza, verrà così incontro alle sue volontà anche senza DAT. Perché il problema è appunto che la ragazza non aveva mai ufficialmente lasciato delle volontà scritte. Le reazioni: finalmente rispettiamo la sua dignità, sono le parole del papà di Samantha, Giorgio D'Inca. Noi ci accostiamo comunque con rispetto al dolore di questa famiglia e alla tragedia che li ha colpiti, insomma, con un pensiero in particolare a Samantha, che è qui viva con noi in stato così, insomma, semi-vegetativo, però è qui viva, insomma, questa povera ragazza. Mondiali di sci, volano per l'economia. La fotografia ritrae le nostre Dolomiti con le frecce tricolori, il passaggio delle frecce tricolori. Spettacolari nel cielo con le frecce tricolori, in pista con i campioni anche per l'economia. I mondiali di sci alpino ospitati a inizio 2021 a Cortina lo dimostrano i risultati, coinvolte 2000 imprese che saranno presentati lunedì nella sala Alverà. Sembra appunto che l'evento sportivo abbia portato molto riscontro. Belluno, furti in casa, ladri in azione per 3 volte tra Mier e Bios. Ponte nelle Alpi minaccia i passeggeri con un coltello, treno bloccato. ACC, ultimo giorno di lavoro, poi la cassa integrazione. ACC, quello di ieri potrebbe essere stato l'ultimo giorno in cui gli oltre 300 lavoratori dello stabilimento zumellese hanno varcato i cancelli dell'azienda di compressori. Dopo qualche giorno di lavoro, gli operai sono tornati da oggi in cassa integrazione e non hanno una data di rientro in stabilimento. Sicuramente le macchine non si riaccenderanno fino al prossimo anno. Una situazione paradossale se pensiamo che i clienti continuano a chiedere pezzi e anzi minacciano azioni legali per il non rispetto degli impegni presi. Oggi intanto in regione vertice per l'altro caso industriale, quello dell'Ideal Standard, sempre casi che riguardano gravemente Belluno e soprattutto il comune di Borgo Valbelluna. C'è la fotografia
del fungaiolo di Treviso trevisano che veniva cercato da martedì, è stato trovato morto in territorio di Quero Vas, sopra Marziai. Era scivolato lungo una scarpata mentre cercava funghi, e questo ha determinato la sua morte. È stato ritrovato privo di vita alle prime luci dell'alba di ieri Angelo Gallina, l'80enne di Trevignano, uscito martedì pomeriggio per andare a funghi, senza però far ritorno a casa. Fatale è risultata una scivolata lungo la scarpata in una zona impervia sopra l'abitato di Marziai, nel comune di Quero Vas. Ecco, questo il titolo, i titoli sull'apertura del Gazzettino di Belluno. C'è a pagina 3 la voce dei commercianti sulle manifestazioni dei No Pass. I commercianti al sindaco: stop manifestazioni in città. Il presidente di Ascom: i No Pass si incontrino al Piave e poi si paghino le cure. Durissimo. Paolo Doglioni. Massaro: se ci sono motivi di ordine pubblico tocca alla questura intervenire. E così intanto si lascia che nel pieno centro di Belluno ci siano manifestazioni che lasciano dubbi sui corretti atteggiamenti rispetto alla prevenzione, no? E questo è un problema. La foto della famiglia di Samantha, che è al centro: il giudice autorizza a staccare la spina se i medici diranno sì. Come abbiamo detto, non si tratta di staccare la spina, anche se questa espressione sembra diventata ormai obbligatoria quando si parla di questi casi qua. Belluno: alberghi a nuovo per le Olimpiadi. A Longarone il Fiere, l'incontro tra addetti ai lavori. Queste sono cose buone portate dall'evento sportivo. Chirurgia sempre più innovativa, e parliamo in questo caso di Feltre, dove il reparto diretto da Umberto Montin può contare su un nuovo ecografo intraoperatorio per interventi più mirati. Trovato morto il fungaiolo sparito, l'ultimo giorno della CC, neve e polemiche, tir e passo bloccati. Parliamo di Rocca Livinallongo. La mancanza di lavori nella parte di Trentina del Fedaia fa sì che il passo, che potrebbe essere percorribile, scusate, invece venga bloccato. I mondiali promossi da 3 aziende su 4, hanno avuto un riscontro positivo 3 aziende su 4, questo è molto importante come dato, no? Corriere delle Alpi: non vi avevo letto i titoli della prima, che ora vi mostro velocemente. È sul focolaio l'apertura, vi dicevo, dei 9 contagiati a Lamon. La caduta fatale nel bosco, il fungaiolo trovato morto. Ideal Standard, vertice Veneto per salvare sito e lavoro. Piemonte punta ai giochi, gli impianti non mancano, quindi cambia il vento con il cambio delle amministrazioni in Piemonte. Il padre deciderà su Samantha, abbiamo detto, devo essere io a darle la pace. La foto centrale: Alpini in caserma, omaggio al milite ignoto, è un figlio di tutti noi. E poi chiudo con questa notizia dal taglio basso a firma Pasuk, che ci fa piacere dare: Claudia Fiabane, campionessa anche in Ateneo. Dai campi della pallavolo, dove ha sfiorato la promozione in B1 con il Belluno qualche mese fa, ad un prestigioso riconoscimento ottenuto al Politecnico di Milano. La sua tesi in ingegneria energetica è stata premiata come una delle prime 4 in Italia. Complimenti a Claudia Fiabane. Come bellunesi siamo fieri di queste prestazioni che fanno parlare di Belluno a livello così elevato. Grazie a tutti per la vostra attenzione. Seguiteci sui social, seguiteci soprattutto sul nostro sito www.amicodelpopolo.it e ricordate sempre, cercate di comprarli questi nostri giornali, Corriere delle Alpi, dove siamo adesso, Gazzettino, l'Amico del Popolo, perché solo così sosterrete la nostra attività, ci permetterete di continuare a darvi notizie vagliate, soppesate e speriamo sempre corrette. Ciao a tutti, buona giornata, grazie.